Era la sua passione da sempre, quando poteva usciva in kayak. Campione di questo sport, Massimo Benetton, 55 anni, è stato uno dei pionieri del kayak freestyle, dopo aver fatto parte della nazionale nella disciplina della discesa. Il 55enne veneziano si era trasferito da qualche tempo a San Candido. La tragedia è avvenuta la scorsa sera. L'uomo, assieme ad alcuni amici, hanno deciso per un'uscita sul torrente Aurino. Ad un tratto è accaduto il dramma. Il kayak si è capovolto. A dare l'allarme intorno alle 21 i compagni di escursione che avevano perso di vista l'amico. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato il 55enne dalle acque, lo hanno consegnato agli operatori del SUM 118 che hanno tentato l'impossibile per strapparlo alla morte, ma il cuore di Massimo Benetton ha smesso di battere poco dopo. La notizia ha raggiunto subito la comunità di Meolo, paese d'origine del campione e zio dell'assessore comunale Alice Benetton, il ricordo del sindaco Daniele Pavan. Massimo Benetton era appunto un uomo solare che aveva fatto della sua passione poi anche il suo lavoro, in quanto era praticamente un costruttore di kayak e comunque amante dello sport, e il fatto ci ha lasciati tutti quanti stupiti, senza parole purtroppo, e quindi anche a nome della comunità intera meolese rivolgo alla famiglia Benetton le condoglianze più sentite. Il paese si è stretto al dolore della famiglia, che in queste ore si è recata a San Candido per le formalità di rito. L'amministrazione comunale, ha spiegato il sindaco, è a disposizione per qualsiasi necessità.